Voilà, ciao ragazzi, benvenuti in un altro cab view del padre. Adesso io devo tornare in agriturismo subito perché dobbiamo sparecchiare le colazioni eccetera. Il padre invece andrà a girare il fieno e niente, gli do la GoPro da mettere in testa. Se di solito guardate i video e vi piacciono, se volete iscrivetevi al canale. E adesso non perdiamo altro tempo e partiamo con il video. Buona. Allora la chiave del 22 mi sembra. Ne vol 2 una fiscia. Questo è il 22. Già. Oi. Va lo stesso, però dato che ce l'abbiamo, ok. Aspetta, sì, davanti lì. Buona. Ok. Partenza.
dobbiamo fare quel campo qua e poi ne abbiamo dalla parte di là per fare il giro dalla statale, perché non si passa. Ok, è ancora manuale che abbiamo questo qua, l'apertura, perché non abbiamo tanti campi da fieno, allora va ancora per qua. Questo qua l'ho tagliato venerdì sera, pomeriggio, insomma, finito alle 7. E allora adesso non so se domani viene su, domani o martedì alla più lunga. Non c'è tantissimo, però insomma è un bel finito. I same grattano sempre. Olè. Quella dietro lì c'è poco. Ancora è ancora bella verda, le pioppe, è meglio girare che alla larga, almeno ancora un po' troppo, che il campo non è proprio piano. Devo andare in seconda. Mi sa domani
vengo a ranghinare. Appena mangiato all'una. E martedì mezzogiorno giriamo le reste e poi lo balliamo. Vediamo però come viene. E se non piove più, perché dicevano che da venerdì pomeriggio non pioveva più, invece ha piovuto venerdì notte poco, 4 mm, ma anche stamattina presto avrà fatto 1 millimetro neanche, però quando è bagnata. Fuori 4 balloni qua, si riesce a ballare bene quel pezzo qua, e una decina di là, sì dai, dopo un altro pezzo alla Zise vicino al paese, là ne verranno 3. Una ventina scarsi, non arriva a 20. Qua vedete, quei secoli sarebbe stato il secondo taglio, ma siccome vanno anche l'acqua e non ha piovuto, non sono neanche venuto a tagliare perché era proprio insignificante. Adesso ha piovuto un po' ad agosto, allora è venuto fuori qualcosa.
finito il campo. Adesso andiamo dalla parte di là, che in mezzo c'è un laghetto. È un laghetto che una volta 70-80 anni fa cavavano la torba e hanno formato quel laghetto lì. Là a posto lì. Eccoci qua. C'è da aprire due cancelli per entrare in questo campo qua, ma comunque dai, ci siamo. Eccoci, ecco qui.
Ui. Pezzetti, vedete che qua c'è un pezzo di acqua e rompono le scatole, non lo tagli, fosse dritto lì, tutto un altro discorso, e non è nostro il campo. Allora sono le buche delle nutrie. Qua sarebbe balzata una pianta dalla parte di là. Facciamo poi quadrato qua, così dopo un pezzetto è finito. A girare il pieno ci vuole metà che tagliarlo e ranchinarlo tanto come tagliarlo. Di solito io taglio, faccio i giri e torno sempre finché riesco a passare anche dove c'è l'estrettoia, dopodiché incomincio da quel pezzo lì e vengo in giù, poi faccio il resto girando intorno, una L però, quasi una U. Comunque vedete le andane adesso come sono. Facciamo questa qua anche di testata, guarda che sia fatte tutte le file di testata.